Il signor Christian è pregato di uscire dalla sigla. Ripeto, il signor Christian è pregato di uscire dalla sigla. Grazie. Glingo!
Buonasera, buonasera. Signor Christian, c'è? Signor Christian, Si è smutato, ci sente? signor Christian, si vede, no? Che siamo in game. Sì, si vede, si vede. Scena switchata, il gioco è andato. Sì. Già mi è svenuto il signor Christian, no, non ancora. Signor, Abbiamo tante cose da fare stasera, siamo riusciti ad iniziare anche per bene, con tranquillità. La PlayStation non voleva andare, gli ho dato un cazzotto sopra. Oddio, Alan sveglia. eccolo qua. Buonasera. Buonasera Francesco, buonasera Christian. Buonasera. Allora, siamo pronti, possiamo andare, però prima di andare avanti, noi l'altra volta non ci abbiamo fatto caso a questo bel muro pieno di scritte, quindi, visto che il gioco ce lo dobbiamo prendere con calma, con tranquillità e dobbiamo studiarlo tutto, vediamo un po' cosa c'è. Allora, c'è un bel Find Alice qui, Sì, che penso questo sia palese a questo punto. sarà un videogioco. Scrivi. Cold Casey, culto della parola, e vedo un bel nome qua ripetuto molte volte. Scratch con una bella coroncina. Tu l'hai persa, è colpa tua. Morirai qui, muori, Initiation, Mr. Scratch, non scrivere, attenzione. Rispetto a tutte le altre scritte fatte in un certo modo, qui c'è un non scrivere. Comunque dopo vi propongo uno scherzetto. Va Per bene? gli scherzetti siamo sempre pronti. Ho Ho finito l'early access. Vabbè, quindi usciranno altri contenuti, Francesco. Allora, noi iniziamo ad andare avanti per quanto possibile. Allora, dovevamo trovare un attimo delle cose. Allora, noi esploriamo, cercando di non farci fottere. Allora, noi siamo venuti da là, dobbiamo continuare di qua. Allora, vediamo un po'. Voce sconosciuta, canticchia. Ok. Scratch segnato ovunque. Casey segnato ovunque. Chi c'è mo qua dentro? Ma Hello. Oh, è Pippo Baudo. you snuck up on me. C'è Tim. Ciao. Che ci fai tu qui? Memory problems again, huh? Cosa ci fai tu qui? Lui è Quantum Team. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress. Che in the mystery. cazzo ci Wanna fai tu? take a look. I still haven't found my mystery man though. Ok, stai facendo una mappa? Trying to. It's hard to map a dream though. I keep ending up in unexpected places. Mm, I find interesting things like those strange iniziamo proprio con la botta. Va bene, va bene. but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been Certamente. stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this? Chi è l'uomo misterioso? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Orland Door. The talk show host? Tan tan No, tan. that doesn't sound like him. The guy Se has a noti è name. segnato anche Scrozzolong. Io non credo, I'll keep looking. Francesco, però grazie per... Allora, quindi abbiamo già una piccola risposta a quanto abbiamo visto finora con Saga. Tim è sparito dal mondo reale ed è arrivato nella zona oscura Da Alano. e sta cercando il carissimo e gentilissimo signor Dor. Allora, ha fatto, innanzitutto c'è una mappa qui che noi prendiamo, il luogo buio, perché è meglio muoverci un attimino con tranquillità. Esaminiamo sta mappa. Allora, ricorda, Trying to make sense of things. ero all'obitorio, stavo per dare le prove all'FBI, Dor mi ha trasportato qui in questa realtà onirica. Perché? Quindi abbiamo avuto già la conferma che durante la scena dell'obitorio è stato Dor a prendere Tim Breaker e a portarlo qui. Perché? Domanda che si pone pure lui, perché cazzo mi ha portato qua dentro?
Al momento non lo sappiamo. Poi chi, dove, perché, motivo, perché io, penso sono le stesse domande che ci stiamo ponendo tutti. Ho bruciato 10 milioni di crediti così. In che senso? Che hai bruciato i crediti? Ma crediti poi di che? Allora, dati di fatto, tempo mancante, nessun ricordo. Finora sono sempre finito qui? Me ne dimenticherò quando uscirò? Rapito? Alieni? Dor? UFO? Poliedri? Poliedri mi viene da ricordare quelle belle figure piramidali e tutte le strutture che trovavamo in Control. Sogni? Io ma non io. Altri che conosco oppure sono diversi. La donna dai capelli rossi? Christian, tu che sei un ragazzo sveglio, intelligente e pieno di vita, chi è sta ragazza dei capelli rossi? Tu ricordi qualcosa? Ricordi una ragazza dai capelli rossi, una donna dai capelli rossi? Quanto un break? Che c'è? Vuoi dire quanto un break? Non è Fiona, non è Fiona, quello è Shrek. Però no, giustamente se chiedo ragazza dai capelli rossi potrebbe essere Fiona, ma non in questa situazione qui. No, perché c'è? Jessie, esattamente, la protagonista di Control. Quindi, lui ha visto Team Breaker. Abbiamo esattamente un collegamento già da adesso con tutti e tre i titoli. Abbiamo Alan che è chiuso qui e non riesce ad uscire in nessun modo. Team Breaker che abbiamo trovato fisicamente in Quantum Break, che è arrivato in contatto sia con Alan nella zona oscura e per questi passaggi che gli sta facendo fare Dor, a quanto pare, ha visto una donna dai capelli rossi. Quindi abbiamo già tutti e tre i giochi perfettamente allineati. Però Team Breaker non è il protagonista di Quantum Break. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere in questo momento. Oi Pierluigi, bonsoir. Allora, quindi a questo punto ci conviene andare avanti. Quindi Team Breaker lo abbiamo trovato, quindi sappiamo dov'è. Dobbiamo con Alan usare la luce per entrare nella stazione di Caldera Street, ma ci mettiamo un attimino ad esplorare perché ho detto le mappe sono abbastanza grandicelle e qui c'è una freccia. Che cosa sarà mai questa freccia? Qualcosa di bellissimo, perché se noi cerchiamo ed esaminiamo le frecce, punta la torcia verso la spirale. Parola della lampada trovata. Queste, trovando le parole in giro per la mappa, possiamo potenziare Alan in base a varie categorie. In questo momento abbiamo un punto. Attrazione principale, ripristina 50 di salute per ogni secondo quando usi il potenziamento torcia sulle ombre ostili. Fornisce una probabilità di del 10% di stordire il nemico con il potenziamento torcia. Fornisce una probabilità di 25% di recuperare una carica della torcia uccidendo un nemico. Allora, Cree, il primo lo metto io perché questo colpo di fortuna ci salverà il culo tantissime volte, ma dei prossimi li sceglierai tu. Triss Marigold no, Francesco, non c'entra. Sempre rossa, sì, però non c'entra. Quindi, allora, noi di qua non possiamo andare, non era esplorabile dall'altro lato, se non mi sbaglio. E qui ci sono un po' di personcine, un attimo. Salve. Salve. E li togliamo da mezzo, per sicurezza. Ok. Allora, carichiamo la torcia, che Alan Wake senza torcia è un attimo problema. Non è più Wake. Qui c'è una scala. Impossible, magari Francesco Impossible. Però se Tim si trova lì, allora conosce già il luogo oscuro, motivo per cui disse oh no di nuovo quando fu preso da Dor. Ha già avuto qualcosa in passato, c'è qualcosa che lui comunque non si riesce a spiegare ancora, però è qualcosa collegato comunque a Bright Falls. Mi stava per uscire una parola che era uno spoiler assurdo, porca la miseria. Però va bene, va bene. Poi c'è Francesco. Ce la faremo. Qui ci sono un bel po' di nemici. Non è che posso... Francesco, io sto aspettando sempre il caso in tribunale, te lo dico. Allora, qui c'è un'altra allora frase di Casey. Allora se spoilerò tutto a posto, ecco qua. Second you let your guard down.
No, Francesco, Christian non ha capito tutto, no? No, però ci è andato molto vicino su una cosa. Ci è andato molto vicino. Lucky. And you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time, let your mind wander. And the fire escape that was meant to be your getaway route was gone. Was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along Quando escono i remake di Max Payne ci divertiamo. Mamma mia. was nowhere left to run. Quindi mi sa me ne shoppo anche io. Sì, ma difatti la soddisfazione più grossa è questa, che Christian sta riuscendo ad arrivare a molte delle risposte da solo, proprio per come gli abbiamo portato il tutto. Quindi tra tante cazzate che facciamo nella vita, qualcosa di buono e divertente l'abbiamo fatto. Solo che i colpi di scena, l'abbiamo capito con Alan Wake, sono sempre dietro l'angolo. Allora, noi da qui dove usciamo? Usciamo da quest'altro lato, molto bene. Allora, c'è qualcosa qui? Qui c'è lo shortino per tornare indietro, quindi non dobbiamo riattraversare di nuovo tutti i tetti di nuovo. Alan, devo un attimo equipaggiarti gli slot rapidi, perché sennò abbiamo un problema durante i fight. Shortino rapido. Sai chi altro è dietro l'angolo? Chi, Francesco? Ho paura della risposta. Pure io. Allora, Aloy. Come Aloy? Che c'entra? no, quella verrà tra tanti anni. Niente Aloy. Io continuo a sperare che facciano uscire Forbidden 3 perché voglio capire come va a finire la storia. Allora, Ah, perché è rossa! Giusto, è giusto Francesco, sì, è vero. È vero Francesco. allora, vediamo qua che cosa c'è. Salve. Allora, intanto saliamo qua e esploriamo tutto per bene, che possiamo sempre trovare qualcosa. Allora, se vediamo delle frecce, vediamo un Sono attimo gli diavoli. subito di... Anche perché non mi sembra li faccia vedere... Ah, no, li fa vedere sulla mappa, effettivamente. Speriamo che esce un altro capitolo di sta merda, così proprio e capiscono che è una rottura di coglioni. Che cosa, zitto, Io, purtroppo, taci, blasfemo. D'accordo perché Horizon, Ah no, Forbidden pensavo di Alan Wake, No. stavi dicendo, scusa. Horizon mi fa cagare purtroppo. Io gli Horizon li ho giocati in un momento dove non avevo niente. Ammetto che mi ci sono divertito, Vabbè, visto che a me piacciono le storie. A questo punto, per come finisce il 2, volessi capire almeno il terzo dove va a parare, visto come si sono messe le cose. Allora, la freccia indica di qua. Eccolo qua. Ok. Allora, abbiamo sbloccato parole di guerra. Allora, Cree, scegli uno dei potenziamenti. Aumenta del 25% i danni inflitti dall'ultimo proiettile nel tamburo del revolver. Aumenta del 25% i danni della doppietta quando colpisci più nemici con uno sparo. Ripristina il 15% della salute massima quando va a segno un colpo diretto con la pistola lanciarazzi. Sì, divertente dove 5. No, ma difatti lo mettevo così, Franci, non c'era niente, non c'avevo nient'altro da fare, però simpatico. Sei gay. Dimmi, Cri, Ma che vuol dire? scegli tu. Punto finale o sei gay? No, Christian, scegli tu. Scegli tu. E c'è un motivo. Scegli tu, vai tranquillo. Plasma tu la storia. Noi ci adattiamo. In base alle armi che tu non ti preoccupare. Vai tranquillo. Tanto Cri, esploriamo ogni punto. Le altre armi che già ci ha detto il gioco, doppietta e pistola lanciarazzi, le prenderemo. Quindi scegli tu, vuoi investire per il futuro o investire sul presente? Madonna Gianmarco che non legge le abilità. Scusami, che devo leggere? Che fanno? Non ho capito la Le ho battuta. lette io perché le legge lui. Lui penso se le sia già lette Ma io già le mentalmente. conosco, non ho Poi capito, già le no. conosce tra l'altro. La battuta, cioè non l'ho capita sinceramente. Però ok. Francesco si è avvicinato di nuovo alla bottiglia di vino. Chiudila. Chiudila. A quest'ora ti fa male. Forse un'ovvietà, ma non l'ho capita. Il nome assorbimento. Punto finale. Mi sembra buona la scelta di mezzo. Ok, a posto. Per il fucile dici tu vuoi fare danni. Per quello. Ti dico che hai fatto una buona scelta. Ho fatto una buona scelta. Comunque Vangelo, non devi scegliere tu a prescindere. Cazzo vuoi? Non No, devi- ma pure il parere No, di devi Francesco. scegliere Scegli Christian. ufficialmente Christian quello che mettiamo, ma è normale che pure lui può dirci la sua tranquillamente. Non può dire la sua qua. No, Francesco deve dire la sua Censura. perché lo vogliamo bene.
ogni tanto. Niente, ufficialmente omosessuale. Ma perché? Non è così. Baciatevi. Ok. Fatto. Limone? No, grazie, c'è Alan Wake da salvare. Allora, vediamo un po'. Poi dice a noi che siamo una coppia omosessuale quando lui mi manda una marea di reels e cose dove sono tutte gay, molto gay. Francesco, Non capisco. allora, vuoi sapere una delle live che stiamo cercando di organizzare con Inzoi, di farci una famiglia con 3-4 di noi e trovare il modo di sottometterti in qualche modo? Ecco, mettiamola così. Una grande Alla coppia francese. omosessuale, sì. Allora, Marco qui c'è una fa il luce. punto immediatamente. Francesco, falla tu. Qui c'è una luce. Vuoi. Quindi se la prendiamo, cambia completamente la zona. E abbiamo la luce da poter mettere per accedere alla metropolitana. Però ci sono un po' di braccobaldi. Io non sono gay. Francesco, la tua ragazza non dice così. Cioè, più volte detto. Oh no, questo è in momenti cattivo. che tu non conosci che tu hai degli atteggiamenti che le mettono in dubbio la tua eterosessualità. Fermati. Quindi mo. No, dove vai tu? Che fai? Fa da uomo ombra. Questa è una zona un attimo. O là. Becca in testa. Vedi? Ma aspetta. È buono. No, lascia stare Alan. Madonna che combo. Non riesco neanche a caricare. Carica Alan. Alan. Maron. Ma sta incazzato proprio fracico. Fermi. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. Ok, meno uno. No, lascia. No. Vai. Lascialo. Vai via. Forza via. Ok. Piano piano. Controlliamo un pochettino la folla. E via. Finiti? Ok, meno male. Allora, qui doveva esserci una cassa. Ah, ok, ok. No, è frutto. Frutto proprio, sì. Golbat. Allora, Ma era da un po'. cazzo di botta che ho fatto. So. Allora, vediamo un po' qui dentro cosa c'è a questo punto. Che c'è scritto su questo muro oggi? Allora, vediamo un po'. Ah, doppio. AWE. Alla Wake Experience, ad esempio, potrebbe essere come abbiamo trovato in Control. Trova Alice. E tu morirai qui. Vabbè. Ci avete provato, ma non ci siete riusciti. Grazie. C'è un'altra freccia, quindi se noi seguiamo la freccia da qui Ma anche e vediamo di Aiuto. qua, eccola qua. aiuto Wesker aiuto? Ah, Franci, allontanati dalla bottiglia, te lo ripeto. ma aiuto Wesker aiuto Francesco è Help West. Non viene manco in inglese. Allora, Christian, roulette. Fornisce una probabilità del 5% di non consumare munizioni sparando con il revolver. Spazio personale aumenta del 15% la forza respingente del fucile a pompa di Alan. Cieli sereni aumenta del 25% l'area d'effetto della pistola lanciarazzi. Aiuto Wesker e chilometri. Comunque ti ha fatto una domanda importante Christian. Scusate, era andata proprio. Ma adesso c'è. Questo è Pierluigi. Ah, ok, no, Pierluigi. Vai tranquillo. Vai tranquillo, è Francesco che si è avvicinato al vino stasera che sta facendo Francesco. Sopra. Cosa dovrebbero rappresentare le ombre che affronta Alan? È arrivato anche quello comunque in tutto ciò. Buona sedia quello, buona sedia. Ma no, ma per... Minchia, l'anno sveglio secondo. Sì. Finalmente lo stiamo portando, ce la stiamo facendo. Allora, Cree, mentre scegli l'abilità... Allora, ti voglio rispondere, ma non ti posso rispondere adesso perché sarà stesso il gioco a darti una risposta. Però ci possiamo facilmente arrivare. Allora, noi sappiamo che siamo nella zona oscura. Quindi tutto quello che la presenza oscura attinge da Alan lo mette come mondo reale davanti ai suoi occhi. Perché ci sono delle ombre? Perché ci siamo resi conto da Alan Wake American Nightmare e dall'inizio di Alan Wake 2 che il piano di Alan per scappare dalla presenza oscura in qualche modo forse sta andando avanti, perché noi comunque stiamo giocando. Quindi tu, presenza oscura, non cerchi in tutti i modi semplicemente di fermare Alan che vuole uscire da qua dentro? A o B, scegli te. Visto che prima abbiamo potenziato il fucile,
potenziamo il revolver, almeno cerchiamo di risparmiare qualche colpo. Allora, a questo punto, nuova stagione di Night Springs in uscita, va bene. Allora, a questo punto, se noi vediamo la mappa, abbiamo delle altre casse, queste sono casse. Qui c'è un punto di interesse che non abbiamo visto. Ah no, è la lavagna quella lì che abbiamo letto prima, ok. Qui ci dovrebbe essere una cassa, ricordavo bene allora. E c'è un'altra parolina qui. Un'altra è nel corridoio dove siamo andati prima e uno è vicino allo studio. Quindi direi, per potenziarci in vista dei numerosi nemici che, come già puoi vedere, sono un bel po'. Ricordo che un'altra parola era qui sotto. La presenza scritto. oscura, se non sbaglio, è di forma fallica. Potrebbe assumere forma fallica volendo, sì. Pensando a come sono questo. Allora, ci potenziamo dopo perché qui, come abbiamo visto già nella puntata precedente, i nemici se ne fottono del menu, di pause e quant'altro e ti attaccano anche mentre ti stai potenziando. Allora, un altro era nel vicoletto di qua. Meglio perdere un po' di tempo prima e potenziarci in modo tale che nelle zone avanzate abbiamo meno problemi. Che già qui i nemici sono stati belli impegnativi. Ragazzi, avete visto la nuova trovata di Mike per fare sub? No, quale? Io non sto riuscendo più a seguire tanto, sto andando di past ma molto arretrate. Il mondo della Riviera Romagnola, che è comunque un mondo, dice Reagan. Sì. Quello, scusami. Che non si apre il programma di chat e vi vedo piccoli. Io già sono vecchio e cieco. Allora, c'è un'altra parolina qui e la prendiamo subito. Ok, vai Alan. Eccola qua. E un'altra era presente. Ok, noi siamo entrati di qua, siamo usciti a sinistra ma siamo usciti poi da quest'altro lato. Vabbè, va benissimo così. In pratica sta facendo la pull streamer con Saido. Ok, ma appena possibile c'ho una marea di roba da recuperarmi. Ho visto pure che stanno facendo Che cos'è? Metal Gear Solid 3. Cos'è la pulse? Quello, cos'è la pull streamer nello specifico? Che io mi stavo già informando un pochino su queste cose per vedere se era possibile, che quando leggo di queste novità cerco se posso fare anche io qualcosa per portarvi le cose un pochettino in maniera nuova e diversa. E avevo letto sta cosa già da un po', ma non mi sono informato per bene. C'è qualcosa. Quindi aiutatemi ad aiutarvi. Qui c'è un altro segno. Il problema è che devi trovare il punto esatto, se no... Ok, parola di riparazione. Christian, Allora, prego. a questo punto dobbiamo tornare alla metro. Sì. Metal Gear Solid 4 l'ho giocato proprio per inerzia, proprio devo vedere, devo sapere, però veramente è stato un film, punto. Belle le scene giocate, bello, però è un film. Allora, il culto della parola. Noi stiamo scendendo in metro. Stazione di Caldera Street. Allora, ci serve un'altra luce, quindi visto che noi siamo delle personcine a modo e affabili, e visto che noi prendiamo tutti gli oggetti perché i nemici giustamente... Mi guardate il punto abilità, così. No, ma adesso ci mettiamo tutto. Prendiamo prima gli oggetti, andiamo a prendere l'altra luce da fuori che abbiamo utilizzato prima per crearci la scala per passare sui tetti. Yeah. Tetti a cui credo dopo dovremmo andare a fare comunque un altro giro. Allora, prendi luce, Alan, bravo. Ok, è a posto così. Ci abbiamo una luce.
Perché io la prima volta che ho giocato sto punto, che tu non avevi ancora visto, hai trovato un episodio di Night Springs. Si tratta di contenuto opzionale non correlato alla storia principale. Che cos'è sta novità? Non è mai uscita sta cosa? Vediamo. O non me la ricordo io, aspetta. Ok, Christian, sei vivo? Che cos'è lì? Nel menu principale ha detto. Andare a vedere. Sì. Ok, questa è una cosa che davvero non sto capendo. Va bene, va benissimo. Che poi non è che hai detto c'è un video, no, c'è una puntata di Night Springs, si va a vedere. Ora non so se ci... Dove possiamo salvare? Qua questo è un salvataggio qua. Allora, aspetta. Facciamo così. Che mo Allora, da capire perché poi se ci stiamo flashando una stronzata. noi dobbiamo entrare qua. Però serve il pass della metro che già abbiamo. Quindi, visto che quando si va in metro si paga il biglietto, anche Alan giustamente paga il biglietto. Allora, c'è qualcosa che non va. Allora Alan, prima di continuare ti volevo mettere i punti abilità, ma capisco perché non me lo fai fare. Allora, se noi in alcuni punti della mappa allineiamo questi eco, no, più vicino, aspetta, così. Cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost Allora, of a professional detective. A story thread I could use in my writing. noi stiamo vivendo un capitolo di un libro di Alex Casey, dove in questo specifico momento è stato invitato a dare un controllo in metropolitana perché stanno iniziando a sparire persone in città e questo culto della parola continua ad essere sempre più presente in città. Noi abbiamo scoperto il primo elemento di un eco e possiamo riscrivere la realtà sulla lavagna della trama, ossia mentre Saga ha le sue meccaniche di gioco, Alan ha altre. Quindi Alan, avendo riuscito ad apprendere come utilizzare il suo potere all'interno stesso della zona oscura, riesce a modificare la realtà riscrivendo la storia. Quindi questa non è più una stazione della metro normale, ma è la stazione della metro che sta avvenendo in quella linea di storia che lui sta scrivendo. E noi dobbiamo sbloccare e trovare il modo di trovare altri pezzi e risolvere degli enigmi in modo tale da poter riuscire ad addentrarci ancora di più nella zona oscura. E quello è bello pieno il ragionamento che c'è dietro Alan Wake. Per questo mi permetto per quanto possibile di fare da Virgilio e da traduttore. Allora, qui c'è un'altra parola e adesso ci potenziamo. Se me la prende, perché se non me la prendi... Eccolo, ok. Allora, abbiamo un bel po' di punti da metterci. Allora, 2 punti a riparazione. Rifugio benessere aumenta del 15% la salute massima. Raggi divini aumenta del 30% la qualità di salute la quantità di salute massima ripristinata dai rifugi sicuri. Ruote nelle ruote. Ripristina il 50% della salute massima quando scopri una nuova parola di potere. Prego Christian. Ma questo lo può fare solo in presenza degli echi. Gli echi sono come delle specie di fratture presenti nella zona oscura, dove Alan può riuscire a vedere un tipo diverso di realtà, avere un'ispirazione e di conseguenza provare a riscrivere quella specifica realtà. Naturalmente questo è sempre come la vedo io e per il senso logico che io ci ho trovato. Poi se qualcuno sa qualcosa o la pensa in un modo diverso, vi invito fortemente a dirlo, così capiamo ancora di più. Francesco ci teneva a sottolineare che Bowser ha i capelli rossi.
Invece i capelli rossi è prima. Prima. Quello si è arreso e A o C. Christian, abbiamo 2 punti. Abbiamo uno di qua e uno di qua. A posto. Poi abbiamo parola di armi. A questo punto ci conviene pushare sul revolver perché al momento abbiamo soltanto quello. Parola d'azione, che è nuovo, aumenta del 10% i danni inflitti ai nemici nelle immediate vicinanze, rende Alan il 20% più difficile da individuare da parte dei nemici. Attenuazione riduce i danni subiti dai proiettili di oscurità del meno 25%. Quindi ci sono anche i proiettili di oscurità. Sì. Giusto così per aggiungerci cose che ci rompono i coglioni. Abbiamo preso già un bel po' di punti. Almeno così moriamo un attimino più lentamente. Anzi, qua vanno bene tutte e 3 le scelte. Allora, per avere meno rotture di coglioni, mettiamoci il fantasma e siamo un attimino più tranquilli. Che ad un certo punto saranno tantissimi e romperanno proprio il cazzo. Allora, a questo punto, noi abbiamo cambiato l'ambientazione. Tu morirai qui, tu morirai qui, tu morirai qui. Tu l'hai persa soprattutto. You lost her. L'hai persa, vabbè, l'abbiamo persa ormai da... È da un po'. Però sappiamo che è stata nel Bureau of Control, Alice. L'ultima notizia che abbiamo è quella. C'è qui il signor Dor che ci saluta. Salve. Salve a lei, salve. Allora, Qui c'è crepano, qualcosa a sì, terra. c'è una strage qui. Glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. Quindi qualcuno che è venuto qui a controllare è stato amaramente preso una botta di netto e quindi Casey è venuto qui a controllare. That's my way forward. Ok, andiamo in metropolitana. Salve. Brutte persone. Continued deeper into darkness. Vedi se riesco a vedere una cosa. Non abbiamo la mappa della metropolitana, giustamente. Non è che era dietro? No, mi sembra che sia qua giù in fondo alle scale. Allora, ragazzi, io faccio i fatti miei, Arrivederci. Allora, a parte che dovrei riuscire a muovermi senza mappa, però al limite torniamo un attimo indietro. No, fermi, che è successo? Chi c'è? Chi è? I don't like the sound of that. Neanche a noi. Allora, ecco qua la mappa, a posto. C'era una cassa dall'altro lato? No, che mi ricordo che la prima volta che giocai, vedendo tutti quei nemici, mi sono detto, ci sarà un Magari. tesorone qua dietro. No. C'era manco il cazzo. Allora, qua possiamo salvare. Allora, questi sono i miei salvataggi. Guardate la data. Ragazza del posto. Graffio. Graffio. 2 novembre 2023. Allora. Torniamo al menu Un principale. attimo al menu. Però io per mettere il menu principale, anche per Christian, devo fare un attimo una cosa. Dobbiamo oscurare un attimo. Sì. Ci sono cose che non si possono vedere. Allora. Dove sei? Ma non è che lui intendeva questo, no. Non penso. Non penso neanche da qui. Va bene, è qualcosa in gioco allora. Ok, ok. Allora non è nel menu principale. Ok. Siano lodati i caricamenti veloci. Allora, nella cascia non abbiamo niente. Ah, cazzo, sì. Se noi vogliamo andare a vedere un attimino sta cosa, qui c'è la mappa, Altra radio. domanda. Ciò che sta vivendo Alan lo hanno vissuto anche gli altri artisti presi dall'oscurità? Ovviamente a modo loro? Non ricordavo di avertelo mai chiesto. Ci sarà un momento dove avrai da me e da Gianmarco questa risposta per come l'abbiamo interpretata noi. Non c'è proprio modo di saperla adesso. Ci vorrà un...
ci vorrà. Allora, Francesco poi diceva può essere, non lo escluderei, penso da puntata, o ci sta prendendo per il culo. devo rivedere quella parte di live e che cosa c'era scritto. E comunque ho letto c'è un nuovo episodio Ha di dato una Netflix. risposta seria Francesco, fermati, ha detto una cosa seria. Anche perché è plausibile pensare che gente come registi, pittori, eccetera, che sono caduti qui dentro e abbiano vissuto qualcosa. Gni. Gni, Francesco. Se ne aggiunge Però è altri buona, quei è buona. 20 anni? No. No, quello no. Noi in questo caso stiamo parlando di quello che può vivere uno scrittore entrando a contatto con la presenza oscura, ma visto che abbiamo appreso ormai che l'entità si nutre comunque del concetto stesso di arte in tutte le sue forme, magari un pittore la vedrà in un altro modo, magari un musicista la vivrà in un altro. Allora, ma questo è l'albero della cuccagna. Non necessariamente quello di Alan, che magari vive questo per il genere di cose che scrive. Esatto, lui sta Vero. vivendo un racconto di Alex Casey perché la presenza oscura si sta nutrendo di lui e sta vivendo una delle sue opere, che per un artista dovrebbe essere una cosa bellissima. Dipende- Nel suo caso è un attimo un problema, sì, un bel problema. Allora, qui è tutto murato, qui è tutto murato, c'è una freccia che ci porta di Infine, qua. Bortoli. Non penso, Francesco. Bortoli. Parola d'aiuto. Allora, parola d'aiuto abbiamo. Aumenta del 13% l'area d'effetto del bengale, di 1 secondo la durata del bengala. Aumenta del 10% l'efficacia delle bende. Aumenta di 1 secondo la durata dell'effetto degli antidolorifici. Forte, è una prescrizione. Prescrizione è forte, pure pronto soccorso. Ah, con l'accento. Quindi Bortoli. Sciocchino, scemo, Bortoli. coglione, bastardo. Che non c'è La B, Basta. pronto Vabbè, soccorso. Francesco, ammazzati comunque, già che ci sei. Allora, noi a questo punto continuiamo in metro perché, giustamente, Non è Bortoli, non Bortoli, ok. The tunnels Salve. were a maze. The blood trail led me on. allora, qui c'è bisogno di una luce, anche perché è tutto allagato. Quindi dobbiamo trovare una fonte di luce per poter cambiare un attimo la realtà in questo punto. Allora, vediamo un po' di qua che cosa c'è. Vabbè. Boh. Qui è bloccato e qui è aperto. E continuiamo a trovare la scritta Initiation, che è il titolo del nuovo Place to use in this story. libro di Alan Wake, che lui di nuovo non ricorda di aver scritto. Alan Wake scrive tanto ma poi non si ricorda. C'è un attimo un problema. Comunque, grazie Francesco. Allora, hai trovato una nuova scena, vai sulla lavagna della trama per riscrivere la realtà del tunnel crollato. Quindi questo è un altro punto che possiamo cambiare. Story. Quindi a questo punto possiamo mettere il tunnel crollato nella sua versione sulla linea di scrittura sull'agente FBI scomparso. Qui la pista dell'agente si è fermata, un fantasma. Nemmeno io sto venendo offeso comunque. Vabbè, ma è carattere. Ma pure da quello. È carattere pure di quello. And with that, the dark place changed. Si cerca gli articoli da mandare a Peppe e non li ricordavo. Ah, tu sei come Alan Wake, ho capito Francesco, ok. All he Allora, found c'è was un the worst altro of death. punto da esaminare. Capello più o meno è quello. To be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap, a satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Non è Wake. un'offesa, è una constatazione. Unruly motherfucker Va bene quello. Messiah. Boh. Sounds like a load of bull. Allora, il punto su cui adesso dobbiamo un attimo ragionare è, ricapitoliamo quello che abbiamo appreso, e che mo adesso ci troviamo di fronte a due realtà. Mentre in Alan Wake 1 noi avevamo solo il punto di vista per quanto riguarda la realtà e non quello che accadeva nella presenza oscura, adesso noi vediamo anche quello che sta succedendo ad Alan in tempo reale. Se ci ricordiamo bene quanto c'è stato detto da Saga e da Casey
la volta scorsa, effettivamente a New York c'erano questi omicidi in corso da parte del culto della parola. Ora, è un caso che quello che sta scrivendo Alan in questo libro si stia verificando anche nella realtà. Noi con quello che abbiamo fatto adesso abbiamo trovato una nuova via di dialogo, mi sembra. No, dobbiamo andare prima dall'altro lato. Ok, errore mio. Tunnel crollato, ok. No, c'era da esplorare prima la zona qua. Ok, il tutto è comunque molto rapido, quindi... Allora, andiamo prima di qua. Che cosa c'è? Che mi sembra che ci fosse pure un tesoro e una parola qui dentro. Allora, qui c'è la luce che ci serviva. Noi prendiamo da qua. Ah, ok, stavo cercando io di fare una cosa prima del tempo, ok. Allora, a questo punto prendiamo la luce. Cambia la zona. E c'è un'altra parola Domani qui. Direct Nintendo per Switch. Domani e nei prossimi 2 giorni pure con gli showcase. Allora, la parola ce l'esaminiamo dopo perché c'è un attimo un problema. Qui c'è un altro eco. Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the Abbiamo il nuovo elemento, setta omicida. The wake was even involved somehow under a false identity. In qualche modo il persino Wake era coinvolto con l'identità di Mr. Scratch. Momento. Corre da Mike. Che è successo quello? Che è successo? Spegni la torcia per evitare di farti individuare. Allora, se il ragionamento di prima è stato un attimino corretto, quindi niente vieta di pensare un attimino che com'è possibile questa storia di questa setta presente a New York dove le persone veneravano Alan Wake che in realtà si presentava come Mr. Scratch. Sì. Domani fa live su Direct. Io se riesco a liberarmi in tempo vorrei riuscire a farla, anche perché domani è una giornata, si spera, di buone notizie, di console potenti abbastanza da reggere giochi più pesanti e tante altre belle cose, magari qualche annuncino a sorpresa, un nuovo Mario, che sia il momento giusto? Magari? No, tu sei quello cattivo. Fermati. No, signore ombre, ferme. Oh, pure tu cattivo. Carica Alan. Alan, tanti anni ancora ti sei imparato a caricare una pistola velocemente. Ok, fatto. Giusto che porti il tempo, giusto? Tu con la fortuna che hai tu, il tempo che vai quei 5 secondi in bagno, succede l'impossibile qua dentro. Io posso arginare, ci posso mettere una pezza, ma fino a un certo punto. Allora, se noi a questo punto mettiamo la lavagna della trama, la cosa che volevo fare io prima, possiamo switchare il tema della zona. In questo caso l'anticamera rituale del luogo del potere oscuro della setta. Quindi che cosa uscirà adesso? Cose non tanto simpatiche. Ok, c'è un libro. Salve, che libro sei? The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Quindi queste persone avevano come hobby nel tempo libero, così per divertirsi, venivano in metropolitana, si chiudevano qua circondati da pagine e fogli e leggevano i romanzi di Alan Wake come se fosse una divinità. Ora va bene che sappiamo Alan essere un bravissimo scrittore e tutto quello che vuoi, però momento.
Allora, parole le abbiamo prese tutte. Sì, dobbiamo solo andare per di qua adesso. Ok. E abbiamo passato la zona. C'era un'altra parola qui se non mi sbaglio. O si andava dall'altro lato, ok. Allora, armadietti è buono. Ok, armi cariche. Ci alziamo anche un pochino di energia perché... Alan, con calma. Ci stiamo un pochino più tranquilli e via. C'è un'altra vocina sconosciuta. Sempre lui. Domanda, come ha fatto ad arrivare qua prima di noi? In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to Lui hear. continua a non avere memoria e crede che anche noi poi non ne abbiamo, sapendo un attimino come è andato il loop precedente e tutto quello che ha vissuto in American Nightmare. Putting a lot of roadblocks in my way. Allora, pensi che sia un sogno? I'm not ruling it out. Che comunque sti echi non sono affatto reminiscenti di Trench se ti parlavo mentre giri. No, quando ma? Vivid. Pura combinazione, coincidenze, Francesco, coincidenze. I wake up. In dreams. I sogni spesso sono qualcun altro. Un'altra persona con un altro nome che vive in una vita diversa in un mondo diverso. Hai sognato i viaggi nel tempo? Forse realtà alternative. But certain things don't change. In che senso? Like door. Quindi a questo punto Tim Breaker ci ha praticamente detto che sta come viaggiando in varie realtà dove, nonostante ci siano delle differenze per quanto riguarda il nome della città, il proprio nome o qualunque altra cosa, ci sono dei dettagli piccoli o grossi che siano che in tutte queste realtà non cambiano mai. E questo è un punto fondamentale. Quindi Christian, e per chiunque voglia capire la trama di Alan Wake, prendete questo punto e piazzatevelo bene nel cervelletto, ci servirà molto avanti, non è una cosa che si capisce adesso, ma è uno dei punti principali di tutta la trama. Quindi puntina, cervello, appizzate dentro, a posto. Ma dice questo per mascherare il fatto che lui può teletrasportarsi e viaggiare nel tempo. Attenzione, questo è un problema dovuto da noi. Se noi prendiamo e giochiamo Alan Wake 2 soltanto esclusivamente prendendo lui come primo titolo, noi non possiamo avere questa nozione riguardo i viaggi nel tempo. È la risposta alla domanda che feci e la cosa che dicemmo all'inizio di Quantum Break. Sto titolo facciamo che c'è e che non c'è per un motivo che verrà spiegato più avanti. Uno di quei motivi che porta a capire sia la mia domanda che come è impostata tutta la trama è capire proprio sta cosa qui. Noi adesso sappiamo che lui viaggia nel tempo, ha viaggiato nel tempo perché abbiamo vissuto una realtà alternativa, che è quello esattamente che ha descritto lui. Lui ha detto sogno di stare in un'altra città, sogno di stare, di avere un altro lavoro, di avere altre cose, ma ci sono dei dettagli che restano sempre gli stessi. Noi abbiamo fatto un titolo con una storia dove c'era il protagonista che era identico a lui, niente ci vieta di pensare un attimino che una di queste realtà potrebbe essere quella. Quindi di conseguenza per lui non è importante che ha viaggiato nel tempo, perché in queste realtà avrà vissuto 1000 avventure possibili, una volta sarà stato questo, una volta sarà stato quell'altro. Lui ricorda soltanto che ha questi brevi viaggi tramite Dor e vive delle vite parallele. Ciao Regan, mettiamola così. Allora, Buonasera, Regan. c'è la mappa della metropolitana aggiornata e questo ci piace, e la lavagna è stata aggiornata. Allora, cos'è questo posto? Un sogno? Non sembra reale. Nessun luogo, ogni luogo, tutti i luoghi, in qualsiasi luogo. Ora New York, non New York, un passaggio per altri luoghi, uno snodo? Dor è il guardiano o vuole arrivare da qualche parte? Ovunque?
Door, cancello, portale, porta, apertura, accesso, finestra. Quindi il caro Team Breaker sta, per sua sfortuna, iniziando leggermente, purtroppo per cose e per motivazioni di forze molto più maggiori di lui, iniziando un attimino a perdere completamente il senno, anche perché penso che ognuno di noi, ritrovandosi in una situazione del genere, che cazzo sta succedendo? Penso che uno se lo pone. Allora, c'era un'altra parola qui, se non mi sbaglio. No. Ok, allora, quindi possiamo andare avanti. Quindi che noi sappiamo, sta cosa del viaggio del tempo è un di più. Tanti armadietti, non c'è un cazzo, va bene. Night Springs, nuova stagione. Oh, salve. Sei buono? Scratch scritto ovunque. Non scrivere. Ah, pezzo di stercolo. Aspetta, ho sbagliato io, scusami. Scusami, ti sistemo subito, aspetta. Ok. Allora. Agente Nightingale. C'è un logo, che è il logo della metropolitana. Questo non ci avevo mai fatto caso a questo documento. A Mr. Randolph piace Rose, ma quella Rose? Ah, ok, comunque sono pagine dei vari manoscritti di Alan a questo punto. Questo mi aveva colpito e che ho letto il nome sott'occhio e non ci avevo mai fatto caso. Ok, va bene. La luce ti mostrerà la via. Possibile che il viaggio nel tempo abbia permesso a Tim di conoscere in anteprima Alan? Allora, lui si è presentato un pochettino come se già ci fosse una sorta di conoscenza o altro, quindi credo che pure Tim, arrivato ad un certo punto, con tutte le persone... Oh. Luoghi dell'omicidio. Quindi Alan ha iniziato un pochettino a rendersi conto che quello che sta succedendo adesso in questo momento presenta delle tracce già di un suo passaggio. Quindi non riesce a capire se io sto portando avanti un piano e so cosa devo fare, ma mi ritrovo costantemente allo stesso punto. Che cazzo sta succedendo? Ti servirà aiuto. Buona fortuna. Quello che è scritto non riesco a leggerlo. Allora, qui c'è un'altra parola. Però c'erano anche dei nemici. Allora. Ok, eccolo qua. Salve. Ok. Doveva essere qui dietro, se non erro. Ok, di qua. Allora. La prima freccia dice di qua. L'altra freccia dice di qua. Quindi di qua. Eccolo qua. Parola di guerra. Che cosa buona e giusta? Allora, un po' di oggetti. No, nessun oggetto.
had to Di keep working qua on the story. torniamo indietro e andiamo avanti. Alan, stiamo trovando le risorse perché sennò avanti non ci vai. C'è il treno deragliato. Allora, a questo punto possiamo cambiare la scena. Compelling location to use. Mettiamolo con la setta omicida perché è l'ultima parola che abbiamo sbloccato. The story was taking shape. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage Va bene. that would soon become a coffin. Quindi vai nella metropolitana con i tuoi amici il sabato sera, ti metti lì, apri un libro del tuo scrittore preferito, prendi taniche di benzina e dai fuoco ad un treno perché dici perché non farlo? Allora c'è un'altra spaccatura qui. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Che fai? Non gli fai passare un sabato sera diverso pure a loro? It turns Portatori di into a luce. story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread fell. Puoi rivedere gli echi nella radio. Ok. Scenes I found. Quindi comunque c'era il culto della parola, ma c'erano anche questi portatori di luce. Quindi c'era qualcuno che comunque stava cercando di andare contro questa setta. Allora a questo punto noi possiamo addirittura cambiare la scena già A qui. new story thread. Infatti il cartello che abbiamo trovato prima era proprio la luce ti guiderà. Story. But it worked. Allora, The subway car e si è aperto il vagone. I could Oh. get through it now. Sì. Brutta situazione. Sì, bruciati tutti. Molto bene. No. Signora, attenzione. None of this was real. It was all real. A posto. Allora, a questo punto possiamo. Qui non c'era altro, ok. Possiamo innanzitutto aprirci il passaggio così non dobbiamo ritornare ogni volta tra i cadaveri. Qui non c'era niente. In realtà ho scritto palese ma Twitch è una merda e non prende tutte le lettere. Giusto. Ok. Stessa cosa che ho provato a fare l'altra volta. Allora, ci abbiamo delle altre parole. Ci abbiamo parole d'azione. Prego, Christian. Ci bevo un pochettino d'acqua nel frattempo. Comunque amici belli, se avete intenzione di fare retro gaming, giocate a Freelancer. Starfield uscito 20 anni prima ma molto più divertente. Vai, quello, ti aspettiamo. Vai, vai, tranquillo, tranquillo, tanto mo comunque ci prendiamo un attimo. Io aspetto il nostro suggeritore che strada ci indica. Questa volta ti dico A, altrimenti continua con B. E quindi io metto A. E poi ci abbiamo parole della lampada. Continuiamo a fare questo qua. Questo lo scelgo io perché le batterie ci serviranno un bel po'. Televisore, non c'è niente. Possiamo continuare.
Andiamo piano piano, così aspettiamo pure quello che torna, tanto la zona è comunque tranquilla e c'è comunque un'altra freccia di qua. Ah no, era quella là di prima per indicare dietro al muro, ok. Allora, salve. Siete un bel po' incazzati voi qua, eh? Bene. Allora. Iniziamo a fare un pochino così, ecco qua. Si sta più tranquilli, io faccio un po' di pulizia. Vai. Ok, meno uno. Meno due. Gioacchino, ti sento. Ok, allora c'era una parola lì, parola di riparazione. Qui è pieno di cassetti dove dobbiamo sperare di prendere delle munizioni e che ne abbiamo solo 10. Adesso ne abbiamo 11 più 6, 17, va un pochino meglio. Allora, batterie e non c'è nient'altro. Allora, di qua non possiamo andare, di qua non scrivere, e vabbè. Confermami una cosa, le ombre che Alan affronta non c'entrano con quelli del culto che venerano Alan o Graffio? Allora, in questo caso le ombre che troviamo qui sotto, effettivamente io credo che siano comunque le ombre appartenenti al pensiero del culto, mettiamola così, visto che la storia comunque ci sta portando in quella direzione lì. Giustamente la presenza oscura per metterci delle difficoltà contro, giustamente visto che siamo su quel punto di storia scritto da Alan dove è presente il culto in metropolitana, i nemici di riflesso diventano quelli. Oi, dottor V, buonasera! Buonasera! My path was blocked. Come la va? I had to find a way through. Ok, qua è chiuso. The lights would help me. Ti sei perso, l'hai persa, si sono tutti persi in sto gioco. Allora, di qua abbiamo salvato. Allora, a questo punto si prende la luce da qua. È un piacere vedere lei, dottor V. Tutto bene? Qui non ci sono oggetti, non c'è un cazzo di niente in questa realtà, va bene. Quindi, cambiamo di qua. Rimettiamo di qua. E mi sembra dovevamo metterne un'altra. Ok, pensavo fosse l'input, invece era un riflesso. Ok, l'abbiamo aperto dall'altro lato. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, ok, si prende da qua e dobbiamo tornare di là. Abbastanza bene, dottor V. Voio? Ok, supponiamo che tu abbia ragione, ombre uguale pensiero del culto. Allora perché attaccano Alan? Non avrebbe senso, o sbaglio? Ricordati il dettaglio che ti ho detto prima, la presenza oscura qualcosa contro te lo deve gettare, non può permettere ad Alan di continuare a fare quello che sta facendo e di cui comunque sembra non si ricordi, o c'è qualcosa che comunque non gli quadra. Salve. Allora, vediamo se riusciamo a fare la provata e risparmiamo munizioni. Ragazzi, arrivederci. Andiamo pure gli oggetti da qui. No! Lei è stato molto cafone, però la lascio in vita. Se ti avvicini ti sparo. Ok, vabbè, ti ho avvisato. Ma mi scusi?
ricordati di usare i rifugi sicuri, eccetera, eccetera. E questa persona è stata un po' maleducata, però vabbè. Ci curiamo un attimo e via. Allora, a questo punto andiamo avanti. Possiamo prendere una luce da lì e ce la prendiamo per sicurezza. Ne sono un bel po'. Ok, l'importante è capire quali sono quelli là effettivamente da sparare. Mr. Scratch. Che personcina a modo e simpatica. Allora, di qua non c'è niente, però se non ricordo male... Qui mi faceva togliere questo e che ci doveva essere una parola, se non mi sbaglio. Forse andando dall'altro lato, ok. Sì, c'era un'altra parola qua. Allora. No, lasciate stare Wake, fategli fare le cose sue. Che già c'hai i cazzi per la testa. Oppure puoi direzionare i dubbi verso Graffio. Sì, giustamente una persona identica a noi che ha come hobby quello di invitare persone in camere d'albergo e tagliargli la gola così per puro divertimento, sì. Penso sia un ottimo obiettivo per depistare le indagini. Però Alan e Graffio sono la stessa persona, solo che uno rappresenta il bene, la ragione e l'altro il male. Sì, Alan è la versione umana, fisica di Alan Wake, mentre Mr. Scratch è la sua copia creata dalla presenza oscura, e la presenza oscura, visto che ha bruttissime intenzioni, giustamente ha tirato fuori il peggio da Alan stesso, creando il suo doppelganger con molta più cattiveria. Allora, vediamo qui se troviamo qualcosa. Ok, c'è qualcosa, c'è un'altra spaccatura. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. Abbiamo un nuovo elemento per la trama, abbiamo il rituale di evocazione. Quindi noi possiamo, innanzitutto dobbiamo andare a completare il rituale nel tunnel, però noi possiamo a questo punto comunque utilizzarlo nella stessa scena e vedere pure se troviamo qualche altro indizio o qualche oggetto aggiuntivo. Va bene. Allora, c'era qualcos'altro qui, casse prese tutto, questo preso tutto. C'era un contenitore là, ma va bene. Se invece mettiamo agente FBI scomparso, torna ad essere questo qui e noi possiamo passare di là. Ok, allora. C'era un'altra parola qui dentro, sì. Però a questo punto devo rimettere prima la luce qua. Così si apre ed eccola qua. Ok, fatto. Allora. Noi dovevamo andare dall'altro lato, però mettendo il culto, se non mi sbaglio. Allora, devo ricordare solo qual era, che c'è comunque lo short per tornare un attimino indietro più velocemente. Allora, no, no, fatevi i fatti vostri. State là, belli, tranquilli, sereni, non rompete i coglioni. E chi si è visto, si è visto. Sì, è uno di quelli che mi libera il passaggio di qua.
Allora, no, te fai il bravo. No, è dall'altro lato, allora. Quindi torno un attimo indietro che ci potremmo rifare pure tutto il giro di là, ma è un casino. Alan, lo scalino non lo fa perché sennò si stanca, giustamente. Sembra giusto, tu fai lo scrittore, già è tanto che stai facendo tutto questo, uno scalino se lo puoi evitare, lo eviti tranquillamente. Allora, a questo punto vediamo così, o addirittura se glielo devo togliere forse. Non sono io, è mio cugino. Ok, mi sembra che era questo qui. Ok, si è anche fatto il check. No, fermo, 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 fermati, bravissimo. Salve, no, dove vai tu? Ok, ah ragazzi siete tutti cattivi, guardate che io non ho più munizioni, io ve lo dico. No, no, fermo, no, fermo, cuccio. Ok. Arrivederci. Allora. Questo punto, Giammà è straconcentrato, sì. Oh, anche perché le parti action sono fatte bene, quindi prende. Poi l'atmosfera è fatta benissimo. Gli stronzoni sono molto incazzati. Ok. No, fermi, fate i bravi. No, dove andate? No, non c'ho più niente, ragazzi. Allora. Salve, io devo entrare solo qua. E prendere possibilmente delle munizioni da qua dentro. Vero gioco? Assolutamente no. Qua dentro? Grazie gioco, molto gentile. Allora, c'è un'altra parola qui. Appena troviamo una safe ci potenziamo anche. Ok, salve. C'è un'altra frattura. Qui però non c'erano gli armadietti. Ok, allora vediamo un attimino. Ah no, 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 sono qui, sono qui. E c'è anche la frattura, ok. Prendi tutto, prendi tutto. 21 munizioni. Beh, finiranno tra 3 minuti. No, 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 fermati. Vai giù. Bravo. Nel senso, anche se Graffio ha creato il danno, possono comunque incolpare Alan perché è la stessa persona. Sì, giustamente le persone del culto venerano Alan Wake, vedono uno identico a lui, che si presenta comunque sia come Alan Wake, però dice no, no, chiamatemi Mr. Scratch, gli danno ascolto. Mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Wake. No, ragazzi, che volete voi qua? No, 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 fermi. Allora, vediamo un attimo se possiamo. Ce ne andiamo, ragazzi, tutto a posto, bello il culto, tutto tranquillo. Io vado solo a prendere qualcosa qui dentro e me ne vado. Me ne vado subito. Non rompe. No, ragazzi, raga, me ne vado, me ne vado, basta, basta. Tutto a posto. Allora, prendi 2 pilloline che ti fanno bene. Prendi la parola e ce ne andiamo da qua. Ecco qua, a posto. Arrivederci. Suca, qui dentro non potete entrare. Andatevene a fare in culo. Allora. Abbiamo... la miseria, quante cazzo ne abbiamo. Allora, parola di riparazione 2. Io una metto salute massima perché i nemici stanno iniziando già a farsi un pochino belli cicciottoli. L'altro punto...
Prego Christian, dalle veloce di cuore quelle che senti. Un punto qui dove lo mettiamo? Uno, due o tre. Prossima volta, allora adesso B e prossima volta di nuovo A. Ok, abbiamo parola di armi. Io metterei di nuovo roulette perché, come abbiamo visto, le munizioni già stanno un attimino iniziando a non tornarci facilmente. Prego. Effettivamente sì, che mo già stiamo iniziando ad avere un pochino di problemi. E queste sono ancora le parti iniziali di gioco. A o B. Allora, visto che abbiamo uno già su B, bilanciamo un pochino e mettiamo qua. Parole d'azione. Continuiamo a metterci fantasma, così siamo un attimino più tranquilli. Parole della lampada. Ci completiamo. Torcia, almeno riusciamo a stare quanto più possibile con qualche batteria per andare avanti. Allora, a questo punto. Nella scatola c'è qualcosa? Niente di niente di niente. Allora, per la mappa abbiamo preso tutte le parole, ok, non c'è altro. Ci sarebbe una cassa qui, però la si può recuperare, la posso recuperare pure io offline, non c'è problema. A questo punto noi dovremmo andare di qua. Andiamo di qua. Ok, qua parla del faro, dovevo raggiungere un punto e gli viene in mente il faro, quindi tutti i cartelli. Ragazzi, stiamo leggendo i cartelli, ragazzi, è andata una fanculo che ce n'è uno alquanto importante qua. Sapevo come scrivere la fine di Departure, il libro che ha scritto nel primo titolo della saga. Tutto deve essere bilanciato per la puttana della sorella di questo spirito che adesso se ne va un attimo a vaffanculo. Ecco qua. Per questo la trama di Alan Wake è difficile da capire, che se c'è il punto qua e devo leggere e vengono questi imbecilli. Yeah. Ecco qua. A posto. Qualcun altro? Beh, se vi trovate nel regno oscuro ricordatevi di chiudere le porte, magari funziona. Allora, questo non è un lago, è un oceano. Ricordiamoci sempre questa cosa. Sempre. Dove siamo spawnati? Siamo tornati praticamente alla zona iniziale. Quindi noi con tanto garbo, con tanta tranquillità ci facciamo un bel save qui. Finiamo la live e ci vediamo settimana prossima. L'abbiamo fatto finora. Ashfredge proprio, però no, noi siamo personcini a modo e continuiamo. Plot twist. Non sarebbe stata una bella cattiveria, non ce la merita il ragazzo Christian soprattutto. Perdonata questa. Allora, noi adesso possiamo andare qui e dobbiamo un attimino esaminare la situazione da questo punto di vista qui. Quindi noi adesso abbiamo il tunnel crollato. Fuori dalle profondità arriva la presenza oscura, la via era aperta. Quindi noi stiamo scrivendo tramite la storia. Alan si è riuscito ad agganciare al... C'è un portale per un... e c'è un problema. C'è qualcosa che ci insegue. Fuck.
Visto che ha capito che deve scendere in profondità nella storia per cercare di uscirsene in qualche modo, ha comunque avuto l'idea di, per quanto possibile, detto io sai che faccio? Visto che qui si sta creando una storia creata in parte dalla presenza oscura e per alcuni punti che io posso riuscire a modificare, se si parla di una setta oscura e una setta oscura fa un rituale per evocare un'antica entità, nessuno mi vieta di scrivere che questo rituale evoca la presenza oscura e io posso mettermi in contatto con lei. I couldn't hear the dark Non fa una presence. piega. It was gone. Ok, se n'è andata? Ok, a posto. Niente scherzi, io voglio vedere il momento tanto The tunnel atteso. was open now. Io sto facendo il più velocemente possibile. No, no, corri Alan, corri, corri che c'è la cacca, corri. No, brutte cose dietro Alan. Corri, corri Alan, Alan corri. Corri Alan, Alan, corri. Alan corri. Corri Alan, Alan corri. Rantolite, sei borroica. Corri, piegati, vai, vai. No, ecco qua, no, a posto. non c'è bisogno. No, non salta, non salta. Vabbè, io avevo chiesto. Metti caso I'd saltava. seen it before. È sempre una gentile presenza. Was always out there, hunting me. Allora, stiamo andando in bei posti. Eravamo nelle metropolitane di New York. Mettiamola così. Dalla metropolitana di New York, dove stiamo andando a finire adesso? Attenzione, allora. A me questa atmosfera ricorda qualcosa. Diciamo che sembra una foresta. No, no. Così potrebbe, qualcosa potrebbe far pensare. Oh, aspetta, è apparso qualcosa a schermo. Aspetta, fermo. Oh, sì, sì, è una foresta. Quante foreste abbiamo visto noi finora? Almeno Mi ricorda la foresta di Control. No, 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 è la foresta di Bright Falls. Tutta la zona della foresta dove già siamo stati prima. Tutta la zona quella lì. E difatti c'è qualcosa che non quadra. C'era un cuore in una cella frigorifero. His heart was the key. Il cuore della vittima era la chiave. Ma è quello che abbiamo giocato finora nei panni di Saga. È quello che abbiamo fatto. Così come abbiamo trovato su un tavolo un cadavere a cui era stato tolto il cuore. Quindi che cazzo sta succedendo? Domanda. risposta. Risposta Oh. Tani. Antani. Ah, Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. Ecco qui. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in Con the questo dettaglio noi sappiamo che questa sequenza nostra di gioco sta avvenendo in tempo reale, in contemporanea con quanto sta succedendo a Saga al di fuori della presenza oscura. waiting for me. Il problema è da quando abbiamo iniziato tutta la sequenza di Alan nello studio di Dor. Prima, tra la fine di American Nightmare e questo, cosa è successo? Vai all'appartamento di Parliament Tower. Allora. Sta vibrando il pad.
Ammetto di non aver mai esplorato queste zone, ma non penso che ci sia qualcosa. No, no, Alan, torna di qua. Fai finta di niente. Avamo? Fai finta di niente, vai, torna di qua. Presenza oscura non vuole. Allora, c'è qualcosa scritto qui vicino. Who was writing who? Allora, Who was writing this poem? Me? No. lo scrittore della prima parola non ha scritto anche l'ultima. Ha il terrore della luce e dell'ombra essa prossima. Il terzo occhio è spalancato per proiettar la notte truce. È giunto il momento di scrivere veloce. Questo è il rituale per farti proseguire. I tuoi amici lo vedranno quando arriva la tua fine. Guarda quanto è bello il palazzo di Max Payne. Mamma mia. No, ma tu dici, no, non è lui, no, Francesco. Non mi soffermerei troppo sul cadavere. Non la ricordavo perché neanche sei sta fuori. cosa. No, Francesco, non ti preoccupare, tutto a posto. Allora, c'è un'altra spaccatura. I felt stepping to the murder site. I felt it hanging in the air. Sei proprio Max Payne, proprio Violent emotion penato proprio al massimo. like a cloud of wrath. The dead Io rivoglio le avventure di Capitan Mazza da baseball. Io le rivoglio subito. you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Quindi ok, tornando un attimino anche più seri e rilassati. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. Allora, se noi abbiamo assistito poco fa alla scena dell'incontro tra Alan e Saga e abbiamo capito che è avvenuto in contemporanea, noi dopo quella sequenza di gioco abbiamo ritrovato Alan sulla spiaggia. Sì. Quindi riusciremo alla fine qui a ricongiungerci a Saga a questo punto? Noi dobbiamo andare al palazzone. E siamo tornati comunque all'inizio. I was closer now. Quindi tutto sta iniziando un pochino a cambiare. The Dark Place. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. Don't forget this. Don't you fucking forget this. I'm in the dark place. I'm outside time and space. Outside reality. But this is real. A nightmare dimension. An ocean of darkness. Remember, its dark energy can make art come true. Make dreams and nightmares come true. Yes, I can use this. I need to use this. Hungry, monstrous things out there, wanting to stop me, to devour me, become me. Oh no. Scrittura. Allora, io questo credo che sia un ricordo vecchio, perché se abbiamo notato il cambio di abbigliamento di Alan tra Alan Wake 1 e Alan Wake 2, notiamo come negli ultimi video o come in tutte le fasi iniziali in cui lo abbiamo visto, lo vediamo più vestito con un completo classico. Quindi personalmente ho sempre ritenuto che, anche prestandoci più occhio adesso, questa parte qui, quando lui si rende conto del potere effettivo della presenza oscura e come può uscirsene, credo che questo sia una delle cose che sia accadute tra la fine di American Nightmare e Alan Wake 2. Poi abbiamo sempre la solita domanda che già ci siamo posti con Control. Viene prima Control sotto un certo punto di vista o Alan Wake? Allora, a questo punto noi possiamo uscire, ma qui c'è una mostra, un'esibizione fotografica e videovisiva di Alice Wake. Ok. Quindi iniziamo a vedere anche Alice e sta facendo questa mostra. Va bene. Allora, bel palazzone. Presto tornerà sotto altre spoglie. Il telefono. Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Ok, chi sei? Hey, Alan. Thank God it picked up.
Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch welcome. Wait, hello? Oh, come fai il nome, cadono i telefoni. Non si può fare manco il nome di Graf. Non si può fare. Ok. Però ha detto un dettaglio che dovrebbe permettere a Christian di capire questa persona che sta parlando al telefono chi è. Si può capire da questa frase qua. Allora io intanto inizio ad avvicinarmi qua. Christian, basta fare 2 più 2, capendo dove siamo e perché quella persona ha detto una specifica frase. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake... Zane perché ha detto finalmente stiamo per uscire. Bravissimo Christian. For all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. Però Alan non si ricorda di lui. Was Alice here? In the story? Ok, c'è un ascensore che ci sta invitando ad entrare. Vabbè, noi prendiamo l'ascensore anche perché siamo circondati da fantasmi e... Oh, che cazzarola sta succedendo? Tormento. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Quindi Alice ha settato queste telecamere, questa macchina fotografica in modo tale che inquadrasse l'ascensore. Ok. Dov'è Alice? Alice, dove sei? Allora, c'è un documento. Scegliere foto per il poster mostra. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Ci sono delle foto. C'è una porta con la spirale. This is the door già. of the study. E questa è la porta dello studio che non si apre in This nessun symbol modo. wasn't here before. Questo simbolo non c'era. Vabbè. Gioco, quando ci vorrei fare entrare, a noi sarà sempre un piacere. Allora. C'è una telecamera. Alice's video camera. Ok, magari ci possiamo mettere dentro qualcosa. Manca una scheda di memoria, ok. C'è della lore. Allora. Video art doc nelle schermate. Punto focale dal luogo buio. Noi alla fine di Alan Wake 1 abbiamo visto che Alice era uscita dal lago. In Control sappiamo che lei ha provato a entrare nel bureau per trovare qualcosa e c'è il parte 1 qui. Perché anche Alice è un artista e qui sorgono i problemi. When I was young, Era giusto davanti e faceva ombre, capito? photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could.
one I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. Aglia. Aglia. He always did have anger in him. Non era Alan. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Allora, facciamoci un attimo due conti, perché io non mi trovo con la storia, con i cazzi che stanno succedendo. Allora, noi sappiamo da American Nightmare che siamo rimasti bloccati nella zona oscura. Questo è palesemente un video che Alice ha preparato per la sua mostra, dove ha detto praticamente: no, sono passati 6 anni, mio marito è affogato, quindi riassumendo tutto Alan Wake 1, però poi è tornato, ma noi siamo ancora qui, fermi tutti un attimo, mani in alto. È lui ma non è lui, solo che è molto cattivo, sembra un mostro. Quindi il signor Graffio, gentile ed educato, è riuscito ad arrivare nella nostra realtà, chiamiamola così, e quindi sta perseguitando Alice. Quindi mentre lui è fuori noi siamo dentro, e questo è un bel problema. Questo è un bellissimo problema sotto un certo punto di vista. Per altri no. Quindi per questo c'erano quelle macchine fotografiche all'ingresso. Guardalo com'è carino, simpatico e coccoloso. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Quindi l'intuizione di Alan qual è stata?
ha scoperto come plasmare e utilizzare questi suoi poteri, quindi perché non scrivere una storia modificando la realtà dove mi trovo, dove riesco a spingermi al centro della presenza oscura e cercare una via di uscita per andarmene da qui. Quindi lui scrive di entrare nella sua storia, nella stanza dello scrittore, e trova lui con un bel colpo in fronte palesemente visibile e la presenza oscura che l'ha acciuffato. Che cosa sta succedendo? E abbiamo riswitchato a Saga. Quindi adesso siamo anche noi fuori. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. A posto, fatto. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding, but your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Allora. Avete qualcos'altro da dire? And there's so much of it. Vi devo far vedere solo questa cosa qua. Perché no? Ma perché no? Have you ever heard of the cult of La the maschera tree? del disegno, come The funziona. habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into Quindi è qui. monsters possessed by Puoi darkness, toccarlo. possibly inspired by a horror story written by a certain author.
Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Ok, collaborano con Graffio. Does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Allora, ragioniamo un attimo che mo c'è un bel po' da ragionare. Allora, arriviamo al sodo. Alan nella zona oscura. Dice, come cazzo faccio ad uscire da qua dentro? Crea una storia perché ho capito di avere questa abilità. La crea, ma il carissimo signor Graffio la modifica in modo tale da poter, grazie ad esso, liberare la presenza oscura su Bright Falls per poi espandersi sempre di più al di fuori dei suoi confini e dominare il mondo. Quindi già c'è un attimino un problema. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che stanno iniziando a mischiarsi un attimino le cose, perché a questo punto, così come con Control facciamo il ragionamento chi sta controllando chi, il fatto che Saga e a questo punto Casey e a questo punto Casey che abbiamo visto a New York, che in realtà è Max Payne, è inutile che ci giriamo intorno, Saga e Casey presenti qui sono reali o sono qui perché sono stati creati da Alan? Visto che Alan ha palesemente detto di aver visto Saga e aver iniziato a scrivere, prendendoci anche un piccolo momento per regolarci su una semplice cosa: il tempo nella zona oscura non scorre allo stesso modo. Sono due linee temporali completamente diverse, quindi non ragioniamo normalmente un giorno di qua, un giorno di là, perché sennò non ce ne usciamo più per davvero. Allora, noi a questo punto, visto che abbiamo qualcosina qui, aumentiamo il caricatore. Per questo quando andiamo ad aumentare le skill di Saga vediamo Alan che scrive. Quindi il fatto stesso che Saga si potenzi in questo modo e dia questo esito, che succede? Penso che Christian gli è arrivato una vagonata di lore potente, è stato un cazzotto, è stato proprio boom in faccia. Gli hai fatto. Allora, tabellone del caso. Allora, noi abbiamo innanzitutto l'interrogatorio ad Alan Wake. Non è quel clicker lì, però noi possiamo anche un pochettino ragionare con le informazioni che abbiamo. No, questa è una banana. Questa è una banana. Allora, facciamo due puntini di collegamento. La cosa che vi ho detto prima, Team Breaker ci ha detto: io nonostante cambio un casino di realtà, ci sono dei punti sempre in comune. Allora, noi abbiamo Alan che sta, tra virgolette, lottando contro il culto della parola, che sappiamo essere manovrato dal signor Graffio, che si è presentato a loro adoratori di Alan Wake. Mentre qui abbiamo comunque sempre un culto, solo che ha semplicemente un'altra parola. Invece di essere il culto dell'albero è il culto della parola. Cambia semplicemente questo. Niente ci vieterebbe di pensare: aspetta un attimo, visto che quello che stiamo vedendo sembra essere stato partorito da quello che ha scritto Alan Wake, non è che in realtà a questo punto davvero il culto della foresta, in realtà anche qui sono dei cattivi? Per questo hanno il clicker, per questo hanno ucciso Nightingale all'inizio del gioco, che era qualcosa che è stato inviato da Alan per cercare di recuperare sto clicker, perché il piano è semplice. Giustamente Alan, che è uomo di buona volontà e di buoni propositi: l'ho fatto nel 2010, vabbè, datemi il clicker, lo faccio un'altra volta. Ha risolto praticamente il problema veloce. Alla radice. Quindi, se riusciamo a trovare il clicker,
riusciamo a fermare, a detta di Alan, a questo punto, la presenza oscura definitivamente. Il problema è che sta già iniziando a cambiare la realtà. Christian, tutto bene? Sei vivo? Christian, dacci un segnale che sei vivo. Sono tante cose tutte insieme, lo so, lo so. No, non ne idea, Saga, di questo caso che cos'è. Allora, casse della setta. No, ho sbagliato pulsante. La storia. Quasi. Ecco qua. Che è successo, Christian? Christian, questo è uno dei blocchi che avremo. Stiamo ancora all'inizio, Christian. Inizio. Tante cose davanti. Ecco qua. Allora. Quindi. Qui ne abbiamo un bel po'. Allora. Wake, la storia cambia la nostra realtà poco a poco. Il processo è graduale. Effettivamente abbiamo già visto come in Alan Wake 1 non è che dall'oggi a domani presenza oscura, tutti morti, arrivederci. No, c'è un attimino di tempo che per cui la presenza oscura riesce ad attivarsi e cambiare la realtà. Quindi abbiamo virtualmente un po' di tempo per cercare di fare qualcosa. Abbiamo la finzione che viene a contatto con il luogo buio, ha il potere di cambiare la realtà. Quindi tutte le cose scritte nell'ambito della funzione o le opere create di finzione che entrano a contatto con il luogo buio hanno il potere di cambiare la realtà. Se qualcosa, in questo caso scritto da Alan, riguardante Bright Falls, esempio, l'Odir non si chiama Odir, ma si chiama da Peppu Tuzzuso, nella realtà il locale finirà col prendere quel nome lì. E così ne abbiamo sbloccati altri. Devo avere il clicker prima di Graffio. Grazie a esso la storia può essere cambiata e Graffio verrà rispedito nel luogo buio. Giustamente l'abbiamo già fatto, sappiamo che funziona, a questo punto perché no? Vabbè, eccolo qua, eccolo qua. Poi, se non lo fermiamo, Graffio userà la storia per cambiare definitivamente la realtà all'inizio della festa del cervo. Io chiederei al sindaco di Bright Falls cortesemente di annullare sta festa del cervo, perché negli ultimi anni è sempre stato un po' un casino. Nel luogo buio è presente un'entità chiamata presenza oscura. Fatta male il piede, Saga? Che è successo? Allora, Graffio e la presenza oscura sono intercambiabili, sì, perché abbiamo capito che comunque Graffio alla fine è soltanto una manifestazione e una delle forme che può avere la presenza oscura. La torcia sembra indebolire i posseduti, meno male che abbiamo scoperto questa cosa, altrimenti ci sarebbe stato un grosso problema. Ci sono, ma sarò sbagliato, io non riesco ad appassionarmi al gioco. E già no, allora, sai cos'è per Luigi? A parte che è particolare la trama, noi mo stiamo venendo con alcune risposte su il primo gioco che abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa. Quindi capirlo già da questo punto qua è abbastanza impegnativo. Infatti sto cercando di renderlo il più possibile comprensibile anche per chi non ha giocato il primo, mettendoci quelle piccole cose che ci sono e ci sarebbero giocando tutti i titoli. Ma poi Indie Zone in Zone, sì, Indie che l'abbiamo in accesso anticipato, l'abbiamo anche provato io e Gianmarco, molto simpatico. È vuoto, va un attimino riempito, però c'ha un'ottima base. Che secondo te voleva dire Inzoi? Sì. Ma io leggo indizione. Allora, Reagan, ma che cazzo? Sotto forma di Graffio, la presenza oscura sta modificando la storia di Wake. Vuole trasformare il mondo in un fottuto incubo. Indizio grande, eh sì, lo so. Allora, per Luigi, l'input principale è che c'è questa entità nel lago che vuole dominare il mondo. Poi, bello semplice, riassuntivo. È tornato pure quello. Wake è rimasto intrappolato nel luogo buio per 13 anni. Christian invece dopo 2 mesi... Quindi non se lo riferiva a Enzo, sì.
Voleva dire proprio... Ah, indizioni illegali. Ah no, pensavo stavo parlando di Zoe, Però scusami. ragazzi, c'è anche l'early access di Zoe, se volete... No, noi difatti a Christian allora io a Christian ho mostrato cose mesi fa, ma mesi fa e gliel'ho rivelata da poco sta cosa. Mentre in un momento così io che stavo lavorando altro mi veniva da mandargli una canzoncina, una gif, un qualcosa che collegasse alla trama di Alan Wake e che fosse considerato spoiler. Ma no, Regan, che l'ho combinato. Si sta sentendo male, chiamate quello, chiamala... Quello, conosci un infermiere? C'è un infermiere in sala? Io sono un farmacista, però faccio magazzini. Tu puoi dare... no, non penso serva in questo caso. Posso dare degli integratori se vuoi. Qualcuno aiuti Regan. Francesco, qualcuno. Regan, fai un po' di tosse pazza. Non lo so, nel dubbio, se metti che sei incastrato qualcosa... non è un rimedio medico. No, vabbè. Ci ho provato, non posso... Non conosco il pezzo, no, niente. quello l'ha lasciato morire. Allora, ma sei Ponzio Pilato comunque. Sono entrata nella sovrapposizione, che abbiamo seguito le pagine. Aiuti me, Christian, tu ti sei voluto mettere in questa situazione, mo pedali. Conosco un vecchino se vuoi, è molto bravo. Quello forse se va, ma non penso che vada male, dovrebbe riprendersi. Speriamo che Regan tranquillamente. Allora, qui abbiamo iniziato a mettere un pochino di cose. Abbiamo cassa della setta che abbiamo preso prima. Abbiamo le filastrocche di Mamma Oka. Proprio Mamma Oka, no. Aspetta. Accetta il commento. Aspetta. Che il bot l'ha bloccato perché ha detto buco del culo. Madonna mia, stessa cosa delle palle come ieri. Oh mamma mia. Ragazzi, non si può dire buco del culo. Allora. Però scusami, abbiamo i portapranzo. Dovrebbe farti allargare il buco del... Cioè io questo collegamento non l'ho capito. Penso più che se ti scappa qualcosa sotto. Forse là sarebbe più un problema. Ripeto. Allora, a questo punto potevamo comunque provare a chiedere qualche piccola informazione ad Alan in maniera più ragionata. Il commento di quello, perché ha detto non si può dire buco del culo. Fatto, adesso si può dire. The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Si è bloccato Alan. Safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Per questo è andato sul sicuro. Quindi lui sa qualcosa. Perché non parli, Alan? Scusami. La volete smettere? Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place. La merenda del palestrato. Ci sta. Stretching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Ok. Scratch looks just like Wake. Quindi è presente anche il signor Graffio in zona. Speriamo che non si faccia vedere perché sennò c'è un attimo problema. Prima o poi mollo una roba che fa levare il batterio come al boss. Si autodistrugge da solo. Or vice versa. Ok, allora. Wake, scusa, Okay. ci dai le pagine che non ci hai dato? I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Così ci hanno anche spiegato com'è possibile avere pagine che prevedono il futuro e visto che il cambiamento è graduale abbiamo modo un attimino di renderci conto che effettivamente già dal primo Alan Wake è la stessa identica cosa che sta accadendo, quindi per questo riusciamo ad avere queste pagine di manoscritto contenenti davvero il futuro. In the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Ok, la roulotte. Ok. Allora, io però devo fare una cosa. Allora. Non lo fai fare ancora? Va bene, va bene.
Gioco, voglio stare al gioco, giustamente. Allora. Quindi, a questo punto... The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that. Però è stato imprigionato 13 anni nella zona oscura, fatelo uscire. Allora, d'ora in avanti puoi passare dalla storia di Alan a quella di Saga e viceversa interagendo con il secchio nella sala relax dell'inserviente. Gioca nell'ordine che preferisci. Questo stavo cercando di fare 2 secondi fa. Quindi noi da questo punto del gioco abbiamo la possibilità di continuare o la storia lato Saga o di continuare la storia lato Wake. Ora, visto che ho detto a Christian faccio scegliere come continuare. Allora, Christian, vogliamo continuare con Saga e cercare di capire nel mondo reale cosa sta succedendo? O vogliamo switchare ad Alan dove c'è quel momento che sto aspettando di farti vedere da 1 anno e mezzo? Scegli tu con calma e tranquillità. Nessuna... Stasera, anzi, te lo dico. No, quel punto ce la facciamo. Quel punto ce la facciamo. Sì, 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 sì. Christian sceglie, noi facciamo. Ma che domande sono? Bravo Christian. È stato bello che si switcha proprio in una pozzanghera dal secchio Dell'inserviente. Allora. Ati per gli amici, se non erro. Noto inserviente. Allora. Saga per forza, dice Christian, un pezzo di merda. Che basta. Allora. Vediamo cosa succede adesso. Ok. I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. Va bene. Quindi la presenza oscura effettivamente l'ha preso e se lo ricorda. Ok, scrivi Alan. Quindi deve creare un'altra storia con un altro omicidio per arrivare a quel punto di collisione con la presenza oscura per riuscire ad arrivare di nuovo nel palazzo dove può trovare qualche indizio riguardante Alice. Ok. Siamo di nuovo qua. Che è successo? Our guest tonight is Alan Wake. This time we wanted to do something. I was back. And Cantiamo. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Vabbè. Ok. Vabbè. Allora, Christian, io mo inizio. Tu goditi il momento. Leggi molto bene quello. Patty and the Janitors. Ok, va bene, perché no? Da questo momento, dalla fine della live, sei di nuovo ufficialmente ammesso anche nel pre-live. Puoi entrare tranquillamente adesso. Tu non chiederti che cazzo sta succedendo, goditi il momento.
Fino a qua, tutto a posto. Giustamente, è il musical su Alan Wake, ci sta spiegando le basi. Salve. Di qua. Grazie mille. Te lo dicono però, vai di qua. Perciò ti ho mandato singole strofe, perché ogni strofa della canzone verrà analizzata punto per punto e la possiamo seguire con calma, Christian. E c'è anche un video nel frattempo, quindi Dico che ti suggerisco di andarti a vedere per bene poi. Vediti poi tutto il video. Perché poi, visto tutto intero, veramente rende meglio. No, voi fatevi i fatti vostri. Christian, perché no? Christian, perché no? Per finire la live in tranquillità e in divertimento. Perché no? Notiamo sulla destra. Mister che... E la canzone è sincronizzata in modo tale che puoi girare l'aria liberamente e non ti fa perdere il ritmo della canzone. Ma è giusto così, cioè perché no? Noi ci stavamo ponendo i problemi prima, realtà alternativa, realtà così, ma facciamoci il musical. Salve? Ok. Io quando invitai Gianmarco la prima sera dicendo oh Gianma vieni qua, c'è un titolo horror, Gianma vieni qua stasera ci caghiamo sotto, avevo salvato poco prima di iniziare sta parte. Io e Gianmarco abbiamo giocato e dice ma che cazzo sta succedendo? Cosa ho visto? Incredibile. Alamo. Potentissimo. Ci prendiamo la luce.
Posso chiedere una roba che non c'entra niente? Dici quello. Vai, vai, quello. Oh, attenzione. Closed Case Casey. Ok, non stavo trovando la strada. Grazie, gentilissimo. Di qua. Stavo già cantando il pezzo dopo, quindi... Allora, ci serve una luce. Qui dice che c'è un caffè. Si nasconde lui, si nasconde. Oh, stiamo scherzando, calma, calma, calma. Calma, ci andiamo, eh. No, i Pippi Baudi, e io non c'ho l'arma però, signori Pippi e Baudi. Mo molla un tetto culo, pure io stavo pensando, Regan, che quello sta per sparare la perla della serata. No, calmati. Quello comunque ti ha lanciato la mina, lo zio. Ha lanciato una mina seria. In questo periodo mi sto recuperando tutta la saga di Resident Evil. E mi chiedevo, per caso l'avete già portato in live o avete intenzione di portarlo? È la mia serie preferita e un giorno vorrò portarli tutti quanti in live. Giocati tutti. In live ancora ho portato... No, oddio. Village non facevo ancora le live. Allora, la luce da qui. A Regan si è rigiocato il 2 da poco, molto bene. La perla la tengo per il bot, no, quello per piacere, lasciate stare il bot. Il bot già è rimasto un pochettino sconvolto stasera. Avete stannato il bot più ok, volte. Sbloccato. Però se ci appaiono le ombre c'è un problema. Shards. Meno gioco, dacci un'arma, però facci godere pure il musical, dai. Benvenuti a Bright Falls. Quindi stiamo vedendo effettivamente un riassunto del primo Alan Wake fatto come musical. Per questo mi è venuto da ridere prima quando Pierluigi ha detto non si capisce tanto perché è fatto comunque in un modo. Il riassunto del gioco, eccolo qua, del primo, a posto. Poi sono successi casini una volta arrivati là, però no, non è andata bene poi. Io mi cavo troppo in mano per giocare, non ti preoccupare, è quello. Allora, alcuni sì, posso pure capire che ci sono dei punti dove, nonostante li abbia giocati un bel po' di volte e li gioco tutt'oggi, mi continuo a cagare sotto in alcuni punti. Il saltino continuano a farmelo fare ancora. E c'è un flare gun e abbiamo anche la pistola. Questo significa che ci romperanno i coglioni anche qui, va bene. Noi siamo il portatore della torcia. Ok, pensavo fossero scale. Oh, eccole qua. Cristian sta facendo tutte le canzoni con Stengel Fan. Bravo Chris. Bravo. Fermo Pippo Baudo. Oh, wow, quello è veloce. Show me the champion of life. Allora, qui sono molto impegnativi.
Fermo tu. Ah. Ecco qua, con te il problema si è risolto. Merda. Merda, cacca, cacca, tanta cacca. Caccone, caccone. Super cacca. Devo arrivare qui. Problema numero 2. Olè. Olè. No, che storia, non fare storia, devi solo morire. È semplice. Non col cazzotto. Però questo le senti. Si è sciolto. Va bene. Allora. No, vai via tu. Stai fermo. Ok. Calderon Lake. No. Cambiate il ritmo. Comunque qua aspetta. Che cazzo di segnalino sopra del pin, non riesco a... Aspetta. Ok. Quando scrissi parte della canzone in pre-live è stato tutto spontaneo, non avevo sentito nulla e ora sapere che tutta la canzone viene cantata è uno spettacolo. Hai visto, Chris? Hai visto? Non ti osare più, mai più. Mai più. Alan, impara a ricaricare velocemente per piacere. Caffanculo. Oh. Va bene, va bene. È stato molto cattivo. È un po'. Questa a incubo ci ho perso un bel po' per farla. Ride Christian, allora. Ride. Bravo, ridi Christian. Christian, allora se io non riesco a completare sta parte in tempo per quanto Gianmarco se ne deve andare e noi dobbiamo mettere in sospensione la console, tu vuoi che ci godiamo tutto insieme o un po' alla volta? Scegli, siamo in un paese democratico, puoi scegliere. Se ti manca poco finisci. No, no, ma ce la facciamo, ce la facciamo. Lo conosco già. L'ho visto ormai, penso di averlo visto 4 volte, quindi... Io sono il massimo esperto. Allora, mi devo concentrare un pochino. Il problema è che non abbiamo cazzo di batteria. La pazienza è la virtù dei forti. Va benissimo, se quello non mi butta i pugnali c'ho ancora più pazienza. No, quello non ti butta i pugnali, quello ti ha detto che ti ha dato un modo. No, no, lui sì, è quello laggiù che mi butta i pugnali. Sta zona un attimino. Aspetta. Allora, sai, visto Christian, quello è un poeta, ragazzi. Quello è un uomo di cultura. Allora. Reagan poi è un puzzapalle, vero? Un altro... Però con affetto. Sempre. Reagan è un fratello. Quando comunque fa ancora sentire la canzone, sta cosa non dispiace, quindi. Pezzo incredibile. Allora, ragazzi, basta. Christian deve avere le risposte. No, no, non ti tiro pugnali, stai tranquillo. Aia. Allora, devo dire di far fuori lo solo scontro. per te. Grazie Reagan, Okay. che gioia, che gusto. Ok. Carica, carica, carica. Ok. Pippo Baudo dov'è? Pippo? Pippo, ha cacato o un po'? Zucco. Da flash. Ti è buggato flash? Oddio, c'è un problema. Dove non lo so, io me ne vado nel dubbio. Presenza oscura. Presenza oscura e ci giustifichiamo tutto. A posto, fatto. Successo niente. Non è successo, non è successo, non è successo. Tutto a posto. Lui è ancora lì?
Se ci rimane. No, è tornato, fermo. Dove vai? Hai rotto. Hai rotto un po' le palle però. Ok. Oh. Meno male che nella mia testa stavo sperando e stavo col culo stretto. Non mi fa figure merda che muoio proprio qui. E invece però va bene. Allora, un po' di risorse ce le abbiamo. Il problema è che non prendiamo delle cure. Ok. Oh, fa. Sì. No, sei una persona molto cattiva. Devo usare le maniere forti. A parte che sì, Regen, questo è Devo veramente fare una le parte parti. incredibile del gioco. Le parti Guarda. così. Spidanken. Ok, presi due e vaffanculo. Alan Ciancichea. Cure. Manco sì che proprio perché non è usanza durante un musical datti un po' di energia. Allora. Nemici. Grazie gioco che ce l'hai indicato, grazie. Che non va indietro. Che non va indietro. Facciamo così. Non è obbligatorio usare la violenza, ma in alcuni casi sì, ho fatto la schivata all'ultimo secondo. Ok. Gioco, se ci dai anche una cura adesso. Non sarebbe male, Anche perché c'è il contrasto del che bella zona, molto divertente, che idea simpatica. Però minchia della miseria. Allora, a questo punto un po' di doping perché è obbligatorio. passi. Ok, almeno ce ne abbiamo altre due. Siamo fullati. No. Guarda che ti ho visto, Madonna, Quanti ne siete? Andatevene a fare in cooler. Dove vai? Alan? Ma bella sta schivata così. Però se poi lo manco. Quello manchi, quello è un altro conto. Però l'importante è il fine ultimo. A posto così. Non lo stanno schitarrando come bastardi sotto. Sì, intanto loro suonano così uno si vede anche il videoclip. Cioè, come parte per me è la più bella questa qua. Ma penso che siamo tutti umanamente d'accordo. Quella cosa di tua sorella. Porca. Alan, prendi cura molto importante. Puoi fare così. E fai un po' di pulizia qua. No, ferma Pippo Baudo, santissimo della montagna. Su col... No, Pensavo fosse morto Pippo. Io ho il dubbio su quello di destra. Alan, o carichi o siamo morti. Ok. Mo arrivava quello di spalle e mi shottava, io tiravo un bestemmione di quelli mondiali. proprio come su Warzone. Eh sì, quella è una partita Warzone. Ok, fatto. Abbiamo un proiettile. No, ce ne abbiamo 6. Ok, ho detto uno. Okay. Ah, checkpoint con energia, sì, vieni qui. Oh, grazie gioco. Sono munizioni però. Ok, gioco, fai il bravo, dai, ti stiamo facendo tanti complimenti. C'è una macchina da scrivere. Ok. Che la vita è anche questo, tutto bello, tutto tranquillo, ma se ti devo entrare di cattiveria, ti entro. Quanto lite. Ok.
Finito tutto? I didn't see Salve? that coming. Ma neanche noi, guarda Alan. Non c'è niente qua. Vabbè. A vision. Ok. Ah, pensavi che fosse finito. E invece no. Dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Ha capito che è bloccato in una realtà un attimino alternativa dove si sta svolgendo un musical e deve scappare da qui. Bella la parte comica, divertente e coreografica del tutto, ma non ci dimentichiamo della realtà. To bring this song to its end. Ma allora, quindi abbiamo qui il tabellone. Ero intrappolato in un musical degli Old Gods of Asgard, a rivivere il trauma della mia infanzia popolata da incubi. Ero intrappolato nel musical, costretto ad affrontare i miei problemi e fallimenti, incapace di convivere con la mia apparente storia di successo perfetta. Bright Falls. Intrappolato nel musical, tornai agli eventi che mi avevano condotto lì, affrontando la presenza oscura a Bright Falls nel 2010 con Alice. Faticai a trovare una via d'uscita dal musical per continuare il mio viaggio nel luogo buio. Comunque, se era finito Scissione, se avete il TV fate pirati, vedetevela che è molto bella. Ne ho Ne sentito sto sentendo parlare pure io. Devo vedere. Lei ci sta tu ci stai perculando, Dor? Certo che ci sta per curare. Anche perché tutto questo, se ci ragioniamo su, visto che fa parte dello spettacolo di Walter Dor, Whirling Door, scusatemi, quindi a sto punto anche sto musical è una sua idea. Giustamente, se dobbiamo terminare, terminiamo per bene. Cutscene con gli attori. Poesia. Che cosa gli vuoi dire a sta parte? Punto. Questo spiega tutti i messaggi mandati a Christian con persone che ballavano all'improvviso. Lui, Dor, gliel'ho fatto vedere davvero un annetto e mezzo fa. La gif che mi hai mandato. Tutte le gif che ti ho mandato da un anno e mezzo a questa parte, con quelle frasi strane e particolari, erano per arrivare a questo punto qua. Allora, un peso tolto da dosso. Sì. Madonna mia, Christian, che poi capitava. C'è Ati che canta comunque nell'oscurità. C'è Ati che la sta cantando. A modo suo, però. Scusate. Champion of light, Catchy, right? herald of darkness. Ati, non c'è niente da dirci. My Swedish brothers, perkel. I miei amici svedesi, visto che noi sappiamo chi canta questa canzone, i miei amici svedesi,
Poi non sappiamo e c'è un Satana alla fine che non sappiamo un attimino. Quindi Ati è amico degli Old Gods of Asgard. Ok, buttiamola così. Christian, morbida. Quindi volevi il collegamento tra Control e Alan Wake riguardante quanto fossero collegati? La prima persona che abbiamo incontrato in Control, chi è stata appena entrata nel bureau? C'era già da lì il collegamento. Christian, mo, fine parte, a posto. Penso che siamo a posto, mai come stasera siamo veramente a posto così. Direi di sì. La prossima live iniziamo con l'analisi della canzone, a quel punto. Sì, Christian, a questo punto, Christian, allora tutti i divieti che ti ho messo nell'ultimo anno e mezzo, tutti revocati, puoi andare, vai a vedere il videoclip, vai a vedere tutto, vai, poi qualunque domanda ti viene, falla tranquillamente. Mi raccomando, attento a cosa scrivi tu su YouTube. Christian, i muri sono caduti, puoi andare tranquillamente. Finalmente quel momento è arrivato. Christian sta schizzando in svedese, dice Reagan, è probabile. No ragazzi, l'ho tenuto per un anno e mezzo bloccato a sto ragazzo. Gli volevo dare sto via libera da tantissimo tempo. Christian, sei libero, puoi andare mediamente dove vuoi, perché se cerchi Alan Wake 2 comunque ti troveresti cose brutte. Tu cerca Herald of Darkness. Videoclip. Così. Ti vedi quello, bello tranquillo, te lo puoi vedere anche 50 volte, esamina i dettagli, se delle frasi vuoi sapere delle cose, puoi contattarmi pure in privato, vai, galoppa Coda Fratello Orso, vai, dacci una mano a risolvere sta Coda Fratello Orso, è un multiverso, ma non cose simili. L'orso metti un orso in cerca di cibo, vedi come galoppa per arrivare. Lascia fare, parole. Esattamente. Ma quello è il cavallo. Quello è il cavallo. Allora ragazzi, noi finiamo con Ati. Vediamo un attimino solo fuori. C'era un'ultima cosa che forse... Ok, no, c'è un mondo brutto fuori, quindi noi... No, noi siamo nel mondo bello. Siamo nel mondo bello, no. Guarda questa bella luce protettiva. Salviamo. Ragazzi, noi ci vediamo o nei prossimi giorni o settimana prossima con Alan Wake. Quindi, buonanotte a tutti. Però domani... Allora, non lo diciamo per scaramanzia, ma già l'abbiamo detto anche ieri. Domani lui torna, altri ritorni, in questa settimana tanti ritorni. Domani sera ci si diverte, nel bene o nel male. Domani ci molte cose, sono molte cose. Omo inizia solo una cosa. No, è quello dice a questo punto. Omorfici, ecco. C'è un bel titolo domani sera. Quindi buonanotte a tutti. A domani. Christian, libera la fantasia. Vai, sgaloppa selvaggio. Manca una lettera praticamente. Sì, piccoli dettagli ma simili. Buonanotte.